tutto ciò che è prevenzione è importante, attuale, prima di tutto c'è il benessere della persona e quindi prima si interviene, prima ci si accorge, meglio è per tutti, soprattutto per chi è interessato da questa malattia. Alzare il livello di attenzione sull'ecografia alla mammella che per delibera regionale da poco non è più mutuabile. Una battaglia trasversale per il diritto alla salute lanciata dalla nostra emittente. Una battaglia imprescindibile visto che una diagnosi corretta e tempestiva può salvare la vita e trasversale che si sta allargando anche ai consigli comunali. Quanto accaduto a Thiene, ad esempio, dove una delibera comunale per rendere l'ecografia mutuabile è stata approvata all'unanimità e inviata al Consiglio regionale, potrebbe presto ripetersi anche in altri comuni. Di questa iniziativa di Thiene mi pare interessante, appena avrò modo di vedere lo schema di delibera eccetera, la proporrò come argomento di discussione perlomeno anche ai miei consiglieri. Al momento è garantita la sola mammografia, un esame che però, soprattutto nelle donne giovani, non assicura una diagnosi certa. Oggi il carcinoma alla mammella colpisce una donna su 8, ma alcuni studi prevedono che tra 10 anni la proporzione si alzerà ad una donna ogni 6. Lo stile di vita e la qualità dell'ambiente in cui viviamo, comunque per tante ragioni così è, e proprio per questa ragione dobbiamo adesso lanciare, credo, le basi per una situazione di vita buona complessiva nei prossimi anni.